Eccoci allora con questa meravigliosa compagine del Vittorienta che ci spiega in poche parole che cos'è l'orienteering, Presidente. Non sono il Presidente, sono il segretario. Chiedo scusa. Comunque l'orienteering è una attività che consiste nel trovare dei punti che sono prefissati su una cartina topografica nel minor tempo possibile, punti sequenziali oppure punti a scelta del concorrente. È un'attività che si fa nei boschi, quindi è uno sport della natura, si può fare anche in città. Naturalmente più la città è complicata, meglio è per l'orienteering. Classico esempio è Venezia, in cui è una cartina molto difficile, quindi il Vittorienta è stata la prima società in provincia di Treviso. Difatti abbiamo il numero di iscrizione alla federazione estremamente basso. È quella che ha promosso, grazie al suo presidente Lorenzo Gecere, l'orienteering in tutta la provincia. Difatti dai rami i figli del Vittorienta sono diffusi in tutta la provincia. Orienteering Tarzo, la più forte squadra italiana, poi c'è Treviso, Miane, eccetera, eccetera. Quindi è uno sport adatto a tutte le età, anzi... Ecco, da che età possiamo iniziare con l'orienteering? Quando uno sa scrivere e leggere la carta, leggere i numeri, leggere i codici, sapere come è impostata la carta. Bambini delle elementari in cui si insegna l'orienteering, poi non c'è limite, non c'è limite, no? Anche 100 anni si può fare. Ecco, quindi un'attività che se vogliamo unisce anche giovani e meno giovani che possono condividere un'attività. Ecco, queste nostre signore, perché siete così entusiaste dell'orienteering? Perché guarda, è una cosa che ti fa divertire, ti perdi volentieri nel bosco. In città mi perdo non tanto, meno volentieri, però nel bosco anche se mi perdo dopo mi ritrovo, insomma, ecco. Ed è divertente perché non è mai scommesso che tu possa fare le cose proprio giuste. Ecco, quindi un perdersi e ritrovarsi. Sì. E allora complimenti a voi per questa meravigliosa attività che ci avete presentato, grazie al gruppo Vittorienta e buon orientamento a tutti. Grazie, vi aspettiamo. Sì.